Suona. Pronto? 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 Signora? Sono Caterina, chi è? Caterina? Chi è? Ma mi scusi, io non la conosco. Abbassando. No, veramente, mi scusi, ho un difetto di pronuncia. Caterina? Mi fa un po' un pi. Caterina? Caterina, mi fa un po' un piacere? Ho perso la cacca. Caterina? Pronto? Caterina? Pronto? Caterina? Pronto? Ti tirano su e giù, su e giù. Simpatica la Caterina, no? Ecco, naturalmente la richiamo perché, ma voglio dire, ora viene il Caterone magari. Oh, che sistema ecco adesso? Non rispondere a un balbuziente. Oh, perché? Oh, che sistema? Pronto? Caterina? Non ho tempo da perdere, chi No, è lei? ma io nemmeno, io volevo dire che mi hanno dato questo numero, perché io ho perso la mia quella fa bau bau bau, la mia come mi aiuti per favore, la mia Ma chi è? che poverina. È uno scherzo. Eh? È uno scherzo. No, Caterina. No. Caterina, sei tanto sei tanto... Caterina? Caterina? Chi è? No, dai, era uno scherzo, sì, davvero. Mi immagino. Caterina, come stai? Ma chi è? Non mi conosci? Infatti. chi Lo è? sai perché? No, era uno scherzo, dai, non ti sei mica presa a male, eh? No, ma chi è? era lei? così. No, io Mi ha sono... fatto ridere, anzi. Ah, ecco, questo mi fa piacere. E infatti lo scopo era questo. Io devo dire la verità tutta? Ebbene, io insomma sono un po' timido, però ho trovato il coraggio, solamente così scherzando un po' mi faccio coraggio, no? Siccome mi sono innamorato di te, veramente sono innamorato di te, Caterina. Come ha fatto ad avere il mio numero? Me l'ha dato una tua... L'elenco a caso? No, me l'ha dato una tua amica. Che sull'elenco c'è scritto Caterina, forse? Infatti. C'è scritto Caterina sull'elenco. A caso, ma gliel'ho detto io il nome, quindi vedrà. Gliel'ho detto io il nome, Ma quindi... Caterina, no, tu vuoi fare l'intelligente senza sapere la verità. Tu allora... Cioè, la verità è che io ti amo. Mamma mia, che parola. Che parola? È una parola grossa, però lo so, capisco che è grossa, ma solo per telefono sono riuscito a dirtelo. Ma se non mi dite chi è? Ma lo sai quante volte ti ho vista? Sono stato lì per fermarti, per dirti... Sai come mi chiamo io? No, magari non cioè, certo, non ridere al mio nome, Non ridere al mio nome. No. Mi chiamo Ugo. Ah, che bel nome. La sai che stai ridendo? Mi prendono in giro perché mi chiamo Ugo come Fantozzi. Infatti. No, io non voglio. No. Comunque no. È una strada piccina. Lei ha presente, signora, guardi, noi abbiamo la cartina qua. Ha presente Viale dei Soldatini di Piombo? Ma guardi, vada a far giocare qualcun altro. Ma come, perché... signora? C'è Piazza delle Candele Spente in fondo, ha presente? Sì, va bene. C'è il monumento al Cerino? Ecco. Ecco, però sì, è stato via delle cantonate perché l'auto immobile, voglio dire, non ha fatto l'auto immobile, il disfacimento telespappolo, forse l'ho detto molto alla svelta, furbacchione, Vabbè. No, io volevo... Mi sarebbe piaciuto richiamare la signora. No, davvero, mi sarebbe piaciuto richiamare la signora, sai? Come mai? Pronto? Ciao, come stai? Chi è? Come ti chiami? Noi abbiamo già 2 macchine, non ne abbiamo altri bisogni. Ciao! Ciao! Pronto? Pronto, ecco la sorella, signora Carmen? Attenda un attimo, scusi, Sì. lei vuol prendere in giro la gente o cosa? No, assolutamente no, signora, è un gioco pasquale. Perché dovrei prendere in giro la gente? Gioco Pasquale, ascolti, uno che vuol regalare una macchina, se l'ha vinta mia sorella, lei la porti qui. Non l'ha ancora... Non nessuna firma. Ma Non mi scusi, rompa più. ma come si permette? Lei è in diretta, sa? Lei è in E diretta. buonanotte. Buonanotte, ma qui siamo che buonanotte, qui giorno, ma insomma, Pronto? Un bel bambino. La ringrazio perché ho un bruciaculo in questo momento, dico la verità. Bruciaculo in questo momento. In effetti però non ce l'ho il bruciaculo in questo momento. No, non ce l'ho, se non ce l'ho. Pronto?
Sì. Buongiorno, io telefono da Roma, sono il signor Vasino dell'Urina, ufficio referendum informazioni nazionali abrogative. Non ha mai avuti lei Tarzanelli addosso? Ma che sono? Adesso mi spieghi perché è una parola un po' nuova per me. Allora le spiego, dunque per esempio lei, posso parlare liberamente? Sì, Cioè, tanto, anche se dico qualche termine volgare, ecco, ce l'ha i peli nel culo? Ho capito. Ecco, quando gli rimane qualche bioccoletto di merda ai peli del culo, parli è come se fosse una liana, quelli sono i Tarzanelli, hai capito? Difatti non lo sapevo io, ecco. Educare i figlioli, ecco, e fare l'amore col marito. Giusta, e basta, non con gli altri uomini. Oh signora, arrivederci. Buongiorno, grazie di questa illuminante sua esposizione. Diciamo, le donne che vorranno guidare dovranno dimostrare che hanno molti ormoni maschili. Ecco. Ecco, capisce? No, è Insomma, c'è un esame. qualcosa. Sì, certamente, possono anche guidare le donne. Però ecco, per esempio, le lesbiche potranno guidare. Io adesso però mi permette di farle una domanda. Prego. Lei ha nome e per chi telefona? Ah, certo, gliel'ho detto prima, comunque glielo ripeto. Non ho afferrato Io bene. ho detto che telefono da Roma, sono il signor Vasino dell'Urina. Sì. L'abrogazione del dito mignolo. Ma quello ho letto qualcosa, ma cos'è quello lì? Ecco, mi spieghi un po'. Dunque, a questo referendum si oppongono i gioiellieri e i collezionisti di cerume. Giusto? Ho capito tutto. Lei l'ha letto o non ha letto? L'ho letto, adesso Ecco, mi viene in mente, via. Viene in mente sì o no? Ma io penso qui di votare no. Cioè, prego? Ossia, ma insomma l'abrogazione del dito mignolo, quello mi chiarisca un po' perché... Ma insomma, allora vedo che lei è partito da un punto, cioè io sono informato, ma poi non è molto. Allora, l'abrogazione del dito mignolo. È la memoria. Dunque, se le dico che a questo referendum si oppongono i gioiellieri, i collezionisti di cerume, nonché alcune signore. Allora noi diciamo sì. Non so, lei. Io dico sì, tanto... perché se si oppone il gioielliere sì, è segno che fa gli interessi suoi. Certo, perché uno si mette l'anello anche al mignolo, mettiamo, no? Se si abolisce il dito mignolo, il gioielliere vende meno gioielli. Ho capito, anche i collezionisti di cerume, lei capisce, che vanno a cercare il cerume nell'orecchio col dito mignolo, o anche nelle orecchie degli altri, sa, col pollice o l'indice è più difficile entrare nelle orecchie, mentre col mignolo viene meglio, no? Si risparmiano anche i cotton fioc, però c'è qualcuno che vuole abolire il mignolo perché dice tanto non serve a niente. Certe signore dicono che il mignolo a loro serve per portare gli anelli, ma anche altre. Ah sì? Ho capito tutto. Vede che ha capito tutto? Lei è un lombrico praticamente. Sì, ma ha rotto i coglioni, se vieni qui a casa mia gli faccio un culo come un cappello io. Ma che un lombrico mi fa il culo? Abbia pazienza, ma che... Li passa mio marito. Allora, Devi sentire la faccia finita per piacere. mi sono fatto il bidet, mi sono dato l'acqua di rose al culo. Pronto? Giuseppe? Bello rude, uomo pieno di caccole, bello un po', come dire, merdosetto, ma mi piaci, proprio per quello. Giuseppe? Sei un finocchio! Sì! Sì! Allora! Alla voce ti sento che sei un finocchio, è un froglio! Come fate a capire, Giuseppe? Allora, bel ragazzo che sei! Alla voce, l'ho capito alla voce! Allora! E morto di fame, te e la tua moglie stanno sbronzandosi dall'altra parte! Ma son finocchio ce l'ho mia moglie! Vaffanculo, te! E poi? Io non lo so. Senta, sai che ti dico? Dilla! La vado a pigliare nel culo! Allora! È uno stronzo! Dammi qua! Come? Abbiamo chiamato la favettina. La favettina. Io mangio finocchi oggi. Sì, sei carnivoro, Questa mi è piaciuta, Sì. Ma che persona è lei? Io sono un gay, non ha capito? Senta, ma cosa vuole? Scusi, abbia pazienza. Ma volevo lasciar detto una cosa a Silvano, abbia pazienza, io non volevo certo offenderla, ma perché è riattaccato allora, Ma abbia pazienza e mi lasci finire. Sì, è forte, Cioè, dai, a me mi sembra tutta una strullata questa. Una strullata? Sì. Ma una strullata non è quando io e Silvano ci incontriamo, ecco. No, Perché Nicola ti amo?
Mi piaci tanto. Tu devi andare a piantare il culo, non ti permette più di telefonare qui. No, io ti telefono tutte le volte che voglio, Nicola, Sì? perché mi piaci. Potrei anche mettere sotto controllo il telefono, eh? Ma mettilo sotto, sopra, da tutte le parti mettimelo, ti prego. Ma vai in culo, sudicio. Sudicio io, mi sono lavato. Mi ho appena fatto il bidet. Pronto? Nicola, perché mi hai trattato così? Oh, tu mi hai rotto il cazzo, Anino. No, non ti ho rotto niente. Hai capito, Ancora no, ma ancora cerca no. di non telefonare più perché sennò davvero chiamo i carabinieri. Ma io ti amo, Nicola. Voglio avere dei rapporti sessuali con te. Ma vedi andare a fanculo, va. Ma mi piaci. Nicola. Ma è malato o fa apposta? Io no, ora io mi ammale. Giorno lì. Ti ricoprirò di mimosa. Contaci. Eh? Sì, contaci. Guarda, Sicuramente, io col tuo numero so anche dove stai, so tutto, eh. Cioè, voglio dire, quindi niente sto? di strano. Dove sto? Lo sai meglio di me. Dove sto? Scusa. Appunto, se lo sai, scusa, dimmelo. No, chiaro. in questo momento non lo so, nel senso che io ho solamente il numero, però aspetta, col numero mi basta che telefoni alla SIP e mi dicono tutto, capisci? Quindi cioè, io virtualmente so dove stai. Vedi, se avessi l'elenco davanti per dire, già guarderei solo l'elenco per l'indirizzo, invece non ce l'ho. Capisci? Invece col numero chiedo alla SIP. Ecco, per cui niente di strano se tu mi vedi sotto casa tua aspettarti con un mazzo enorme di mimose e tutto il mio amore, il mio cuore per te. Va bene, ok. Caterina. Grazie dello scherzo, è stato molto simpatico. Perché dello scherzo, Caterina? Senti, Dai, devo andare. quanti anni hai, Caterina? Anche questo non lo so di sicuro. Quanti anni hai? Quanti mi pare? Quanto ti pare? Sì. Io ti ho sognata stanotte, sai? Davvero. Come sono fatta? Visto che mi conosci? Guarda, nuda sei meravigliosa. No, almeno nei miei sogni. Poi, sai, siccome non ti ho mai vista nuda. No. Come sono? Come persona, visto che mi hai visto, mi conosci, così, come sono? Fisicamente diviso? Cioè, nel senso, grassa o magra, così, vuoi sapere? Alta, magra, grassa, capelli lunghi, capelli corti, mora, bionda, come? Beh, direi, guarda, ti posso descrivere? Sei la donna ideale. Ah, che bella descrizione. Meglio di così, che cosa ti devo dire, tesoro mio? Io ti amo, io non posso fare a meno di te, Caterina, io ho bisogno di te. Quanti amici ci sono lì intorno a ridere? Nessuno, non c'è nessuno, guarda. No. Fosse stato ieri sera, fosse stato altre volte dove in certi posti ma in questo caso no, sono proprio solo, completamente solo qui nello studio. Va bene. Hai capito? Va bene, ora devo andare. Dove devi andare? Arrivederci. Caterina? No, devo andare. Senti, Caterina, allora ci vediamo lunedì per la festa della donna. Va bene? Sì, va bene. Senz'altro. Ti porterò in un posto, in un locale dove io faccio uno spettacolo. No, non venire, guarda. E ti divertirai tanto. Alla grande. No, poi lunedì non ci sono, guarda. Dove sei lunedì? Lunedì non ci sono. Non ci sei? Studio a Siena. Studi a Siena, io vengo anche a Siena. Va bene, a Siena. Vengo a Siena. Che cosa studi a Siena? Esatto, mi sono tradita, così. Basta, non posso dire altro. Sei all'università di Siena? Sì. Sì? Sì. Che facoltà? No, posso dire. Tu hai una facoltà grossissima, la facoltà di farmi impazzire. Sì, va bene. Caterina. Caterina, ti prego, Dai, non dirmi di no, ci lasciami vediamo una a Siena. speranza. Tanto ora so che sei anche all'università di Siena, quindi ti trovo. Sì, meglio a Siena che a Arezzo, che dici? Sì, meglio a Siena. Perché lì, qui insomma ti conoscono. Infatti. Ci vediamo a Siena? Sì, a Siena. Guarda, ti trovo, io basta mi metta lì, aspetto che tu passi, prima o poi ci passi. Senz'altro. Sì, lunedì pomeriggio. Lunedì pomeriggio? Ok. Dove però? Dimmi un punto, dai. Dai, dimmelo, dai, Caterina. A Piazza del Campo. Ecco, sì, a Piazza del Campo, ma in che punto di Piazza del Campo? Sotto la torre. Sotto la torre del Mangia. Va bene. Ma ci sei? Mangia. Ci sarai? Sì, a che ora? Ma dimmi tu. Pomeriggio? Sì, pomeriggio. Verso le 5? Verso le 5. Va bene. D'accordo, non mi fare uno scherzo, Ok, va bene. Io ci conto, Caterina. Alle 5 sotto la torre del Mangia. Va bene. Lunedì. Ti mangerò di baci. Sì, va bene. Ciao bella. Ciao tesoro mio, ciao. Fissa, madonna, Caterina, fissa, ragazzi, ho imbroccato alla grande, mi fa un pompì, altro e lì... Lei viene qui? C'ha la cioccia fuori, signora? C'ha la cioccia fuori? Lei viene qui? C'ha la cioccia fuori, signora? C'ha la cioccia fuori? Ma con chi vuol parlare lei? Ma con lei, signora? È la Ma moglie... lei è un maleducato? Ma lei sa chi sono io? Pronto? Pronto? Non rompa coglioni.
Io ho bisogno di andare al gabinetto. Sono... Ma lei sta pigliando il culo? Magari. Poi chi è? La figlia? No, io sono la moglie. La però- moglie del figlio? Sì. Ah, bene, meglio che mai. Allora è lei che ci butta i pannolini sporchi, eh? Signore, se lei ha l'arteriosclerosi, si Sì. faccia curare e non rompa tanto coglioni, perché io faccio mettere il telefono sotto Controllo! Va bene? E No. poi fanculo lei, Suma. Pronto? Sì, ma poi qua sono tutti gay, guardi. Guarda, per esempio, Andreotti. Ah, sì. È gay. Scopo. Sì, è gay anche lui. Oh, Sì, ma certamente. Craxi. Anche lui? È gay anche lui. Ah, Certamente. queste mi rimangono tutte 9, eh? Ah, ma sì, guarda, se non lo so io, che ne sono dell'ambiente, ne sappiamo anche di tanti. Claudio Baglioni, per esempio, conosci Baglioni? Lo conoscerò, la musica mi piace. Vedi, è gay. Sei proprio nel giro e li conosci bene, ecco. Sì, certo, io ho avuto anche dei rapporti con Baglioni. Claudio ha scritto le sue più belle canzoni dopo un rapporto sessuale con È un me. onore, un personaggio in quel modo, anche se sarai personaggio anche te, ma insomma, voglio dire... Quando lui ebbe un rapporto con me, ebbe un rapporto, diciamo, usando anche la mia parte davanti, subito dopo scrisse "Passerotto, non andare via", quella lì, capisci? Ha capito? Ma lei mi dica come si chiama? Ah, vuoi sapere come mi chiamo io? Sì, come si chiama lei? Io mi chiamo Ugo. Ugo mi chiamo. Ho capito, vuole dare il culo al lupo? Al lufo? In culo al lufo? Ma abbia pazienza, Ma come si permette? Ma non rompere i coglioni, testa di cazzo! Come ti permetti? Devi parlare con me, lei vieni su suona e si parla. Naccherino! Vieni giù! Lei per entrare in casa mia mi chiede il permesso. Vieni giù a me! Hai capito? Vieni giù! Scendo subito. Ah, t'aspetto! Scendo subito. T'aspetto! E con questo tu ritmico, lei non mi dia più di studente. Allora senta, per piacere, dicami non puttanate. Puttanate a me? Puttanate. Naccherino, guardi, Naccherino. Guardi, Naccherino, guarda Naccherino, a me non tu me ne dici queste cose, hai capito? Io dico, grande, hai capito Naccherino? Lei che cazzo deve essere? Naccherino, ma è sceso? Abbia pazienza, scusi. Sì. Ma lei o mi sta prendendo in giro o me lo fa perdere del tempo. Ah, questo Io è quello di sono prima. Biasini. Ma lei è venuto su, è venuto giù? Sì. E allora? E allora non c'è nessuno giù. Non c'è nessuno? No. Ma ha suonato il campanello? Diamine. E allora abbia pazienza, non ho sentito suonare niente. Ma lei abbia pazienza. Ma chi ha suonato? Arteriosclerosi? Naccherino! Lei è un Naccherino, ha capito? Ma non rompere i coglioni! Sotto di lei c'è il signor ragionier Pantalei! Pantalei. Che chi è? Come si chiama di nome? Chi? Pantalei. Ragioniere? Ecco, ma di nome come si chiama? Ragioniere Pantalei! Ma come si chiama di nome? Non rompere il cazzo! Ma come ti permetti? Tirata. Ma come ti permetti? Ma allora vieni qui che discutiamo a voce per telefono. O ti diverti a rompere i coglioni per telefono alla gente? Pantalei! Mi dica come si chiama? io? Ma come si permette lei di dirmi queste Ma cose? lei come si permette di telefonare in casa mia a rompere le palle? Le palle? Sì. A me le Sì, palle? aspetti, guarda, c'è il signor Pantalei che ci parla lui con lei. Si chiama Come si Carlo! Si chiama Carlo! Si chiama Carlo! No, guardi, è qui, guardi, si parla se si chiama Carlo. Carlo? Io non so il cazzo. Enrico! Oh, Enrico? ma chi è? Ciao Enrico, come stai? Ma chi è? Stai bene Enrico? Scusi, abbia pazienza. Ho fatto tutto questo programma per parlare con te Enrico, come stai? Mi complimento con lei, perché lei è particolarmente adatto a fare quel tipo di attività. Cioè, fare il maiale? A fare il maiale. O il maialaio? Esatto. Il maialaio? Esatto, il maialaio. Ma non è che io telefono alle persone che sono particolarmente adatte per fare la maiala, no? Quante belle maialine che le capiteranno. Sì, signora, appunto, per questo. Appunto, lei mi Io l'ho chiamato. Appunto, che io la vorrei anche conoscere, perché chissà che non si potrebbe invece fare qualche maialata insieme. Ma certo. No, signora, guardi. Ma lei mi ha colto nel segno. Signora, guardi, c'ho tutto il codino che mi si arrotola. Allora benissimo. Insieme a Latte, salga anche lei su Latte. Vedi, è vero, guarda, l'ha riattaccato. Per una settimana almeno con questa telefonata le garantisco di cacare nel miglior modo. Buongiorno. Grazie. Sì, caccherò. Sono candidato per il PINC, il partito degli incazzati. Ah, ok. Ecco, lei è abbastanza incazzato? Ma non credo che sia il momento, siccome ho anche un po' di questi scherzi ora così, sono un po' influenzato. In che senso? Cos'è il PINC?
PINC, P sta per partito, INC sta per incazzati, cioè siccome c'è molto malcontento in Italia, serpeggia, e quindi noi vogliamo raccogliere questo malcontento e proporre delle cose meravigliose, come per esempio abolire tutte le tasse per tutti gli italiani. È una bella cosa, no? Guarda un po' il caffè, Franca. Scusi, ecco, se c'è la signora può guardare lei il caffè. Semmai ne parliamo con mia moglie, Vabbè, no, scusi, ma non guarda il caffè la signora? Sì, ma lo devo prendere. Guardi, noi garantiamo un'erezione per tutti i maschi. Ah, ok. Cioè, ce l'avrà sempre ritto. Sì. È contento? Beato lei. Così è beata anche la Franca. Oramai a me non succede più. Ma invece noi la garantiamo a qualsiasi età. C'ho quasi 80 anni. Quasi 80 anni, noi glielo facciamo rizzare. È contento? Va bene, beato lei. Ma come beato lei? Beato lei se vota per noi. Voti per il PINC, Gerardo Pipponi, Partito degli Incazzati, un cavolfiore il nostro simbolo. Sì, va bene. E guardi che se lei vota per noi, già il 5, il 6 già gli si rizza l'uccello. Va bene. Va bene? Va bene. Buongiorno, Grazie. Provi, mi raccomando, Pipponi. Sì. Arrivederci. Va bene. Uccello, cavolfiore, ecco. Ma lei forse dà i numeri? No, me l'ha dato a me il numero. Pronto? Pronto? Ma insomma! Ma te lo metti nel culo, faccia di cazzo! Ma mi hai mai visto? Voglio sapere, ma Eda c'aveva due ciocce e davi il latte dalle ciocce? Tu invece io c'ho due palle. Forse sono la stessa. Che bella risata mi sono fatto, bravo, t'ha detto una stronzata anche te, bravo, complimenti. Ciao, spremitele, ciao. Pronto? Pronto, sono Guglielmo Passeri Io sono a Bassera, che vuole? Lei la Passera? Sì, sbrendolà però, sicuramente, di molto sbrendolà. Allora, senta signora Passera sbrendolà, qui io c'ho l'ape piena in roba e gliene sto portando, ha capito? Qui non porta niente perché qui non ha ordinato nessuno niente. Ma come non ha ordinato nessuno niente? No. La signora Conserva Sonia! No, Conserva Sonia non ce l'ha delle botteghe. Dov'è Conserva Sonia? Me la dia, me la passi? Sì, non c'è. Ecco, allora io mi tocco il telefono a lei, Oh, se lei la porta qui, se la riporta via perché qui non ha ordinato nessuno. No, c'è da pagare 987.425 lire. Sì, magari. Più IVA, Zanicchi. Allora, come si fa qui? Come si fa? Sì. Non ha ordinato nulla a nessuno e se la tiene dove ce l'ha. No, dove me la devo cacciare questa roba, scusi? Se la caccia dove gli pare a lei perché qui non ha ordinata nessuno. Dove me la metto? Dove se la mette? Sì. Dove l'ha levata? Dove l'ho levata? Sì. E da dove l'ho levata? Non lo so, lo sa lei. Lo so io. Ma? Guardi, lei come si chiama? Conserva? Io mi chiamo, non si preoccupi. Lei come si chiama di nome, signora? Me lo dica. No. Che mi prendo nota. Mi dia tutto. Sì, buona. Buona? Senta, lei è signora Passera, lei? Lei. Un c'è altro da falta mani. Ma chi è che ha risposto prima? Era lei? Sì. Che ha detto tutte quelle belle cose al mio principale? Sì. E gli ha detto tutte quelle cose anche Finocchio, gli ha detto? Sì. È vero, l'ha ragione. La ora ci dica anche a lei. L'ha ragione, a me no, a me non me lo dice. A me non me le dice, ha capito? Allora, senta, qui non ha ordinato niente nessuno. L'ha ragione, le Finocchio. Che fanno degli scherzi che non sono graditi. 57 prosciutti di vero porco, tipo G. 94 piedi di maiala con tacchi a spillo, 89 palle di cinghiale, 49 tope di scrofa, di cui 32 con legati buoni il culo. Senta, non sa dove mettiseli. Dove? Mi mette in culo. Ma come? Pronto? Pronto, è la famiglia Adams? No, ho sbagliato. Non siete i mostri voi? No. Allora, perché Franca, scusi, è lei che è il fratello? No, io sono un parente. Ma non è... abbia pazienza, mi scusi. Ma non abita qui. Ma non importa. A me hanno dato questo numero. Abbia pazienza. Sembra quasi, abbia pazienza, mi faccia ragionare, non riattacchi. E io voglio ragionare con una persona. Ma con me cosa c'è da ragionare? Ma semplicemente... Non proprio niente. Ma non importa, io voglio dire... No, ma io ho detto che con me non deve ragionare di niente, io non voglio sapere niente. Io ho sentito dire a due genitori... Dice, lei è imbecille, sei innamorato di mia figlia. Ma scusi, ma che... In che... voglio dire... cosa pensa lei su... Mi vuol dire chi è che parla? Se no io butto giù perché... Ma io mi chiamo Ugo Massai. Ugo Massai? Ugo Massai. Dove abita?
Io abito in via delle Cantonate. Via delle Cantonate? Sì, qua in città. E dove? In zona. Abbi pazienza. Va bene, vi arrivederci. Pronto? Bisogna dove? Ma ci vai in culo, imbecille?